Il Covid ferma lo sport. In 2 anni le società sportive del Veneto hanno perso oltre 93.000 tesserati. Il nuoto in particolare affonda, ma vanno male anche la pallavolo, lo sci, mentre il tennis è leggermente in risalita. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto, oggi è lunedì 27 dicembre 2021. La prima notizia del giorno riguarda il virus, la pandemia da coronavirus che continua a correre mentre lo sport e soprattutto molti sportivi si sono fermati. Crollano le iscrizioni al CONI e il presidente del CONI Veneto Dino Ponchio dice: stiamo ripartendo a fatica ma serve sostegno. Qualche numero dal pezzo firmato da Gabriele Pipia per il Gazzettino di oggi: sono 44 le federazioni sportive in Veneto, i tesserati totali quest'anno sono stati 529.000, in calo del 15%, le società sono oltre 13.000, gli addetti ai lavori, quindi i lavoratori e anche i volontari presumibilmente impegnati nelle federazioni sono 196.000, le imprese economiche quasi 3.000, 2.962 per la precisione. E c'è una tabella con il dettaglio dei tesserati per le varie federazioni, alcune almeno. Ad esempio, vediamo che il calcio, la federazione più popolosa per iscritti, divisa in due: calcio adulti, i tesserati sono 34.679 in leggera crescita, mentre il calcio giovanile, dove i tesserati sono molti di più, 64.965, però ha registrato un calo del 14%. Ovviamente, diciamo, il calo complessivo dei tesserati che si è registrato nelle 44 discipline, calo del 15% come abbiamo visto, è rispetto al periodo pre-Covid. Il Veneto conta comunque il 10% dei tesserati del totale nazionale. Insomma, comunque è interessante vedere che ci sono alcune discipline che hanno subito la pandemia Covid, quindi con un calo sensibile degli iscritti. Tra questi, prima di tutto, il nuoto, che è passato da 12.500 a 6.870 tesserati, quindi meno 45%, sostanzialmente dimezzato. La pallavolo cala del 29%, ma il dato, leggiamo sul Gazzettino, è in ripresa. Lo stesso male il rugby, meno 17%, e il basket, meno 15%. Lo sci crolla del 23% con picchi soprattutto tra i giovani. Sul calcio abbiamo visto ci sono delle distinzioni, ma è interessante vedere invece che alcuni sport hanno aumentato i propri tesserati. Il tennis, prima di tutti, dal 2019 al 2021 i tesserati veneti aumentano da 32.085 a 38.420, con una crescita quindi del 20%. Quindi numeri comunque, diciamo, contenuti, essendo uno sport di nicchia, ma anche equitazione, canoa e kayak crescono tra il 3 e il 10%. La ginnastica lo stesso fa un salto del 21% addirittura, quindi una crescita esplosiva per la disciplina della ginnastica, ma c'è una spiegazione, e cioè che a fare la differenza è stato l'alto numero di atleti che hanno dovuto tesserarsi l'anno scorso da agonisti per rispettare le norme e avere l'autorizzazione ad allenarsi in palestra, e quindi l'aumento, diciamo, è dovuto essenzialmente a questo. Insomma, il commento del presidente del CONI Veneto Dino Ponchio è molto chiaro: la pandemia è stata una mazzata tremenda, il balzo dei contagi ha costretto molte squadre a fermarsi, nel nuovo anno i tornei rinvieranno la ripartenza e quindi per recuperare tutti i ragazzi che hanno lasciato il mondo dello sport serve un grande sforzo e serve anche un importante cambiamento culturale. Fare sport è fondamentale, dovremmo arrivare al punto che i medici di base lo inseriscano nelle prescrizioni: tachipirina, sciroppo e 10 sedute di attività motoria. E poi infine l'appello alla politica: il budget per lo sport dovrebbe attingere da più assessorati come sanità e istruzione, vale per tutti i livelli
dal governo alla regione fino ai comuni. Ricordo che il valore dello sport è anche economico, in Veneto ci sono appunto quasi 3.000 imprese nel campo degli attrezzi e degli impianti sportivi. E quindi la conclusione: aumentare il numero dei tesserati giova a tutti. Questa era la prima notizia di oggi per Sveglia Veneto. Vi ricordo che è sempre attiva la mail sveglia.veneto@gmail.com, alla quale mandare commenti, opinioni e quant'altro. La seconda notizia del giorno riguarda invece il mondo del lavoro e in particolare le crisi nel mondo del lavoro e quindi il lavoro a rischio. Sono attivi in questo momento in Veneto 45 tavoli per salvare 10.000 lavoratori. Il pezzo sui quotidiani del gruppo Gedi, e quindi la Nuova Venezia, la Tribuna di Treviso e il Mattino di Padova, firmato da Riccardo Sandre, il giornalista, che ci racconta le trattative in corso appunto per cercare di salvare tantissimi posti di lavoro, 10.000, tra Speedline, ABB, Ideal Standard, i vari tavoli che dal veneziano al bellunese, ma anche al Rodigino con la Socoterm, nel veronese la Paulani e appunto il vicentino con ABB, Foral e Gas Jeans, ma poi anche la Safilo a Padova, la Universalis a Venezia, insomma tantissimi, veramente tantissimi i tavoli di trattativa aperti nella nostra regione, in Veneto. 45 quindi le situazioni occupazionali critiche che sono attualmente prese in carico dall'unità di crisi della regione Veneto, ma spiega Cristian Ferrari, segretario della CGIL del Veneto, a queste crisi si aggiungono in realtà una galassia di altre situazioni anche più drammatiche che sono sfuggite alle maglie della rete di supporto regionale. Tra i settori più colpiti, attenzione, c'è la meccanica, la chimica e il tessile, come anche però per ragioni diverse alcune importanti realtà della logistica. L'impressione è che iniziamo a scontrarci con una fase di profonda trasformazione che porterà uno dei settori trainanti dell'economia del nostro territorio, cioè l'automotive, a confrontarsi con un profondo cambiamento delle esigenze di un'industria dell'auto che guarda alle motorizzazioni elettriche. Appunto il tessile nel frattempo continua a soffrire, anche se con alcune reazioni positive, e c'è il tema di una crisi di lungo periodo che è stata poi aggravata dalla pandemia. Focus speciale sulla logistica, dove la situazione è diversa, perché qui c'è una contraddizione, spiega sempre Cristian Ferrari della CGIL del Veneto, la contraddizione della logistica, perché ci sono vere e proprie crisi occupazionali all'interno però di un settore in grande crescita, e qui c'è il tema dei diritti, del salario, dei cambi d'appalto continui e della tutela della dignità e del lavoro, che ovviamente creano una conflittualità anche molto pesante. Se il settore traina, cresce e appunto con aumenti di fatturato e di guadagni da parte delle aziende, e dall'altra parte invece ci sono addirittura crisi occupazionali, evidentemente la conflittualità non può che esplodere, e così infatti avviene nella logistica, ma non solo. Cristian Ferrari naturalmente spiega il ruolo importante del sindacato nei tavoli di trattativa, sempre in chiave propositiva, nel tentativo appunto di tutelare i posti di lavoro a rischio anche per le delocalizzazioni, come nel caso della Speedline, e questo delle localizzazioni diventa una sorta di fil rouge che mette insieme una parte importante delle grandi crisi degli ultimi anni. Bene il tentativo di introdurre un decreto delle localizzazioni, dice il sindacalista, ma è evidente che gli strumenti offerti dalla norma non saranno affatto sufficienti in nessuna delle crisi legate a questo fenomeno, né alla Speedline, né alla ABB, né altrove. Quindi non basta la legge, attualmente in discussione, ma servono naturalmente investimenti e chiare politiche industriali. Da questo punto di vista lancia l'allarme il sindacalista Cristian Ferrari, dicendo che
Il parco macchinari delle imprese italiane ha un'età media di quasi 15 anni ed è questo il dato peggiore dal 1975, e non solo, il 48% delle aziende ha macchinari con oltre 20 anni e la digitalizzazione del sistema non supera la soglia del 52%, il dato più alto nella media nazionale che in Veneto. Insomma, conclude Christian Ferrari, è evidente che gli incentivi per valore di miliardi dati alle aziende sono inutili senza politiche industriali coerenti e stabili nel tempo. Proseguiamo con la terza notizia del giorno, è una flash e farà arrabbiare più di qualcuno, me per primo. Aumentano ancora una volta i costi di biglietti e abbonamenti dei treni regionali. Dopo il 2021, nel quale le tariffe erano state congelate anche a causa della pandemia, a gennaio del nuovo anno, nel 2022, aumenteranno del 3% i biglietti e gli abbonamenti della rete dei regionali del Veneto. Per capire di cosa stiamo parlando, da Padova a Venezia il biglietto aumenterà dai 4,45 euro attuali a 4,60 euro, quindi 15 centesimi in più sulla tratta Padova-Venezia, sulla corsa singola naturalmente. L'aumento chiesto da Trenitalia, deciso dalla Regione Veneto, che appunto ritoccherà tutto del 3%. Un aumento che insomma sarebbe parametrato all'inflazione e che arriva dopo un anno di stop. Nel 2021 la crescita dei biglietti sui treni regionali era rimasta appunto congelata e la somma mancante necessaria per far quadrare i conti del contratto di servizio tra Trenitalia e Regione Veneto era stata integrata con risorse stanziate e erogate dalla Giunta regionale del Veneto. Nel 2022 questa misura non verrà replicata nonostante l'emergenza pandemica, come abbiamo visto in questi giorni, continui anche da un punto di vista proprio normativo, e quindi in ogni caso si andrà incontro all'aumento del 3% per biglietti e abbonamenti. Questo l'articolo di Felice Paduano sul Mattino di Padova di oggi. E sempre sul Mattino troviamo una notizia brutta, sicuramente anche curiosa. L'articolo è firmato da Silvia Bergamin, giornalista del Mattino di Padova. Hanno sparato al mio Labrador, il video shock di Caroline Smith, ed è arrabbiata ovviamente la giudice di Ballando con le stelle, che in questo video, che non può che scandalizzare e comunque generare indignazione, invita il responsabile a farsi avanti e dice: so chi sei. Insomma, qualcuno avrebbe sparato probabilmente con un fucile da caccia caricato a pallini di piombo al Labrador, Mikey si chiama, della ballerina e coreografa Caroline Smith. Chi tocca gli animali è un pezzo di M, dice nel video Caroline Smith appunto, e aggiunge sto cercando di stare molto calma e di non bestemmiare, ho un'idea su chi sia, e appunto lo invita a stare attento. Un'altra curiosità sulle pagine del Gazzettino di oggi, da la provincia di Pordenone, un Natale in completo isolamento sotto il campanile di Valmontanaia nelle Dolomiti friulane. Il protagonista di questa insolita, notte di Natale è il rugbista Francesco Minto, che ha trascorso appunto una notte in bivacco. E come mai? Perché dopo il contatto con un positivo, quindi un contatto a rischio Covid, aveva deciso di allontanarsi per proteggere i suoi genitori, i suoi familiari, e quindi è andato su in montagna e aveva mandato un messaggino: vado, ci vediamo domani con calma. Purtroppo questo messaggio non è stato ricevuto perché non c'era copertura telefonica evidentemente nelle montagne tra Erto e Cimolais, e quindi sono scattate le ricerche
perché nel giorno di Natale la famiglia, chiaramente in ansia, non avendo notizie da parte appunto dello sportivo, già nella nazionale del rugby e ora allenatore a Villorba, insomma la famiglia ha lanciato l'allarme e sono iniziate ovviamente le perlustrazioni con i carabinieri della stazione di Cimolais e i tecnici del soccorso alpino che assieme anche ai vigili del fuoco sono andati, e si è alzato anche l'elicottero della protezione civile, insomma quindi un grande apparato che si è appunto mobilitato per le ricerche di Francesco Minto, 34 anni, nato a Milano, 39 presenze in nazionale e ora appunto allenatore della squadra femminile di Villorba, campione d'Italia. Cosa dice Francesco? Era troppo pericoloso scendere a valle, per questo mi sono fermato al bivacco. Mi sono reso conto di aver rovinato a tanti la festa, insomma dice di non aver avuto problemi a trascorrere la notte al bivacco e non aveva ovviamente idea che si fosse mobilitata una mole così grande di squadre appunto di ricerca. Tutto bene comunque, quello che finisce bene, come si dice. Non è finita bene invece al centro ai colli dell'ULSS 6 Padovana nella giornata di ieri, quando il sistema di tracciamento è andato fuori giri, troppe richieste al punto tamponi e il servizio viene sospeso. Causa eccezionale afflusso, l'attività di tamponi è sospesa, così recitava il cartello affisso sul cancello dell'ospedale ai colli, appunto. Ieri mattina questo problema si è verificato, ci sono le foto sul Mattino di Padova di oggi. Prosegue, restando a Padova e parlando sempre di coronavirus, la campagna dei sindaci e non solo, anche dei sanitari e soprattutto degli abitanti, della popolazione della Bassa Padovana, la campagna contro il Covid Hospital a Schiavonia e quindi la trasformazione dell'ospedale, che è l'unico punto di riferimento per tutto il territorio della Bassa Padovana, 180.000 abitanti, un'area molto vasta della provincia di Padova, appunto, un'area che con la trasformazione in Covid Hospital dell'ospedale di Schiavonia rimane senza riferimenti per tutta una serie di prestazioni sanitarie. Ieri doveva tenersi il presidio dei sindaci, un sit-in che è stato annullato in seguito alle nuove disposizioni del governo proprio per quanto riguarda il contrasto della pandemia, ma comunque due sindaci si sono presentati in ogni caso sull'ampio piazzale comunque che c'è di fronte all'ospedale per ribadire le ragioni in modo chiaro appunto della contrarietà alla trasformazione dell'ospedale, che non deve essere soltanto Covid Hospital. Sconcerto quindi per il mancato accoglimento da parte della regione della richiesta di distribuire in tutta la provincia i pazienti Covid. Tutto il territorio è ancora penalizzato, hanno detto questi due sindaci, e non viene presa in considerazione l'ipotesi di riaprire gli ex ospedali di Este e Monselice, visto che proprio per aprire Schiavonia tutti gli altri ospedali della Bassa Padovana, erano 4, sono stati chiusi dalla regione, appunto. L'ultima notizia di oggi è una flash e riguarda sempre il Covid, ma in particolare le nuove misure le nuove restrizioni per le quali sono ovviamente in rivolta i locali da ballo, i titolari dei locali da ballo, che parlano di Capodanno cancellato e sono ferme anche le prenotazioni per il cenone. Il presidente del sindacato italiano locali da ballo parla di perdite medie di 15.000 euro
per ciascun locale, e c'è già chi ha restituito la licenza e poi pronuncia la parola magica: servono subito i ristori. Vedremo se dal governo Draghi arriveranno appunto dei sostegni economici per le attività che inevitabilmente vengono colpite dalle misure restrittive di contrasto alla pandemia da coronavirus. Per oggi è veramente tutto, grazie per aver ascoltato anche oggi Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è lunedì 27 dicembre 2021, una buona giornata.